battaglia globale. No, io ti ringrazio di queste belle parole. Oggi siamo qua e onestamente non siamo qua esclusivamente perché volevamo venire qua. Abbiamo detto è giusto andare a trovare questi amici che vivono un momento particolare della loro vita, che è il lavoro. Senza il lavoro non c'è dignità, senza il lavoro è buio, c'è barbarie. Per cui il movimento dei Pastori Sardi sarà ovunque presente e solidale dove ci sono questi problemi, anche perché noi ormai da tempo stiamo gridando queste cose, stiamo cercando di attirare l'attenzione su di noi proprio per così far sì che la dignità sia veramente una cosa riconosciuta. Io ho seguito brevemente la vostra brutta vicenda, cioè, posso dire che voi siete vittime di un'arroganza politica e probabilmente anche industriale che non ha avuto nessuna pietà quello di mandarvi, diciamo così, al macero per degli interessi che probabilmente nessuno di noi è in grado di capire e di quantificare. Non è solo un problema di spazio mercantile tra una tratta e l'altra, ci sono altri interessi, perché quelle sono piccolezze, non si fanno delle battaglie come le stanno facendo tra il vostro armatore e il presidente della regione. Ci sono altri interessi che noi onestamente non ne capiamo bene diciamo, le dimensioni, però comunque voi siete le vittime. Noi siamo le vittime di questa arroganza che costantemente dalla politica così subiamo. Oggi noi eravamo convocati a un incontro con l'assessore, siamo venuti da ogni lato della Sardegna, abbiamo attraversato, fatto centinaia di chilometri per sentirci dire che l'assessore non c'era. Adesso questo non è un problema, perché può capitare, però era già capitato lunedì scorso. Questa è mancanza, come si dice, di sensibilità nei confronti di persone che vogliono trovare soluzioni. Noi le soluzioni le abbiamo più volte esposte e quasi sempre continuano a ragionare con quegli interlocutori che della nostra situazione ne hanno causato la tragedia. Per cui sarebbe bello che domani ci fosse una classe politica, perché il mondo sta cambiando, io penso che anche la politica deve per forza cambiare, perché tutto sta cambiando, che ci sia una classe politica sempre disposta a trattare con i protagonisti e non perché con gli affamatori e non per chi ha delle posizioni ormai di vendita storiche continuano ad essere interlocutori. Noi onestamente ho visto questo disegno, così uniti si vince, uniti si vince. Mi ha colpito perché da molto si sta gridando a una unione e poi però al momento di fare le cose ognuno si divide, ognuno va per conto suo. Noi l'abbiamo visto, domani c'è una manifestazione di movimenti e il movimento non ci sarà. Perché non c'è? Non perché non avrebbe voluto esserci, perché non è stato coinvolto, non è stato di fatto invitato alla stesura, alla discussione dell'iniziativa. Non ci saremo alla manifestazione di venerdì, alla manifestazione della CGIL allo sciopero generale, perché non siamo stati invitati. Una cosa strana, il movimento dei Pastori Sardi è stato invitato a Bologna all'anniversario dei 110 anni della FIOM, siamo stati invitati da Landini, che è il segretario nazionale della FIOM, e non siamo stati invitati in terra nostra. Questa è una cosa strana. Comunque faremo una riflessione su queste cose qua, perché anche noi probabilmente dovremmo fare qualche passo indietro, probabilmente dovremmo rivedere alcune cose, però comunque portata avanti. Comunque uniti si vince.
io a voi faccio un augurio, voi sarete sempre presenti un attimino nei nostri, come l'abbiamo fatto con gli operai di Arminia e con tante altre categorie e così via, abbiamo sempre portato la nostra solidarietà e credetemi, siamo sempre stati, diciamo così, graditi e abbiamo sempre dato il giusto, diciamo così, rincuoramento alle loro battaglie. Vincere non è facile, noi siamo figli di un Dio minore che raramente vince, però comunque noi la nostra battaglia, come penso voi la vostra, la facciamo e la porteremo avanti. Io spero che questo cambiamento ci sia davvero e che porti aria pulita e che spazi via questi microbi che stanno infestando l'aria. Grazie.